Buonasera a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Stasera abbiamo un tema super interessante con degli amici speciali, Paolo Darpini e Caterina Ragazzi. Buonasera, grazie per essere con noi. Ciao, ciao a tutti. Allora, quel fuoco che vedete non parla, è Paolo che parla, che stasera risponderà alle nostre domande. Perché Paolo da tutta la vita si occupa di bioregionalismo. Per cui Paolo, nell'illustrarci quale sarà il ruolo del bioregionalismo nel mondo che verrà, parlaci anche di che cos'è questo tema. Senz'altro, infatti, prima di sapere a cosa può servire il bioregionalismo nel mondo che verrà, bisogna conoscere, almeno in linea di massima, il significato di questa parola. Bioregionalismo, tanto per diciamo, iniziare un discorso, è una parola inventata che si chiama, porta sia il concetto di regione, cioè di un territorio, e sia di bio, che sarebbe un territorio vivo e che quindi considera gli ecosistemi. Allora, questi ecosistemi sono la componente del pianeta Terra nella loro interezza. Però prima cominciamo ad individuare quelli che sono i concetti relativi alla visione bioregionale. E per fare questo, per rispondere a questa domanda, lo faccio riportando qui uno stralcio della carta degli intenti della rete bioregionale. Bene. La rete bioregionale italiana si pone come terreno comune per gruppi e singole persone per condividere idee, informazioni, emozioni, esperienze e progetti al fine di sviluppare forme e pratiche culturali, sociali, spirituali, politiche ed economiche appropriate alla vita in armonia con il proprio luogo. Bene. La propria bioregione è il luogo in cui viviamo, con le altre bioregioni ed il pianeta Terra, quindi è un collegamento a vari livelli. La rete è ispirata dall'idea di bioregione, un'area omogenea definita dall'interconnessione dei sistemi naturali e dalle comunità viventi che la abitano. La bioregione è un luogo geografico riconoscibile per le sue caratteristiche di suolo, di specie vegetali ed animali, di clima, oltre che per la cultura umana che da tempo immemorabile si è sviluppata in armonia con tutto questo. Che bello. Una bioregione è un insieme di relazioni in cui gli umani sono chiamati a vivere e agire come parte della comunità naturale che ne definiscono la vita. Ok. Per bioregionalismo si intende la volontà di ridiventare nativi del proprio luogo, cioè prendere coscienza del vivere in un dato luogo, considerando la propria bioregione non più come un'entità puramente geografica da sfruttare e da utilizzare senza considerazione per le specie vegetali ed animali che esse stesse vivono in quel luogo. E questo è importante perché cambia completamente la visione del nostro risiedere nel luogo in cui viviamo. Sì. L'idea bioregionale consiste essenzialmente nel riprendere il proprio ruolo all'interno della più ampia comunità di viventi e nell'agire come parte e non a parte della società e del luogo in cui viviamo. Noi siamo una parte integrante, una parte che non si può scindere. E questo comporta correggere i comportamenti indotti dall'affermarsi di un sistema economico, politico, globale che si è posto al di fuori delle leggi della natura e sta devastando ad un tempo la natura stessa e l'essere umano anche. Bello, assolutamente d'accordo. Si rifà ai principi ecocentrici
riconoscendo che l'equilibrio ecologico esige una profonda trasformazione nella percezione che abbiamo come esseri umani riguardo al nostro ruolo nell'ecosistema planetario. Un salto ulteriore. Questo Certo, 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 è chiaro. tutto un esempio per Chiarissimo, comprendere, no? chiarissimo Paolo. Allora, Bene, da queste proposizioni si evince qual è il fine bioregionale e qual è il ruolo dell'essere umano che segue la pratica bioregionale nel mondo che verrà, sempre che possa esserci un futuro per la specie umana. già, anche questo è da Una sottolineare. piccola nota. Giusto. Va bene. Bene, Ecco, grazie. grazie a te. È una domanda Allora, molto interessante. sì, è veramente, veramente interessante, perché sto pensando che sarebbe quasi il caso di mettere il bioregionalismo all'interno delle scuole della nuova pedagogia, invece di Esatto. far studiare la semplice geografia, storia e queste robe qui, ma di impostarla in tutto un altro modo, ok? Va bene, ma adesso Sarebbe una Paolo, cosa bellissima, perché questo è un nuovo metodo di sì, visione di compartecipazione all'evento vita, quindi esattamente, assolutamente va inserito nel criterio anche esattamente. culturale. Esattamente. Bene, parlaci adesso dei progetti, che cosa stai facendo adesso per, diciamo, portare avanti questo manifesto. Esatto. Allora, cara Dele, mi poni una domanda alla quale non potrei rispondere se non attraverso un racconto akashico. Vai, ci piace. Un racconto che proviene dall'inconscio collettivo Mhm. della durata di anni ed anni. Non possiamo raccontarlo qui in pochi minuti adesso. Magari sarebbe possibile nel momento della dipartita, in cui si dice che l'anima che sta per lasciare il corpo rivede tutta la sua vita in Sì, pochi attimi. Questa esatto, è la visione delle esatto, persone che hanno raccontato il loro ritorno alla vita in un momento in cui stavano morendo. Ovviamente non è questo il nostro caso, perché siamo ancora ben vivi, e allora dobbiamo in qualche modo non stringere e vedere ciò che conta, cioè la continua messa in pratica delle proposizioni che abbiamo dichiarato poc'anzi. ok. Oh, e questa azione come si mantiene viva? Chiedendosi di volta in volta: è questa mia azione che io adesso sto per compiere ecologicamente sostenibile? Ottimo. Avere un ideale senza viverlo nella vita quotidiana è solo una elucubrazione mentale. Esatto, lo diciamo anche noi. Infatti ci Sì, chiamiamo scuola agire, bisogna agire, non esatto. chiacchierare e basta. No, bisogna avere le idee chiare e metterle in pratica, perché Giusto, altrimenti non funziona. Il giusto, bioregionalismo non si attua attraverso il proselitismo, non si va in giro a predicare, chiaro. come succede in tutte le ideologie e religioni. Il bioregionalismo è semplicemente una pratica, significa vivere in armonia con il mondo dei viventi e degli elementi in Bene, cui noi stessi siamo. In vero. definitiva, chi può definirsi bioregionalista? Allora, questo termine non denota un'appartenenza etnica. C'è stato un momento in cui, giusto un intercalare, c'è stato un momento in cui la Lega voleva appropriarsi del termine bioregionalismo perché pensava che fosse una definizione adatta a sancire l'identità etnica delle popolazioni dove questi della Lega vivevano. Ma Già, non è assolutamente così, assolutamente. Anzi, bene. è proprio importante considerare che chiunque può essere bioregionalista. Questo Bene, termine non denota un'appartenenza etica, dicevo, bensì la capacità di rapportarsi con il luogo in cui si risiede, considerandolo come la propria casa, come un'espansione di sé. La definizione diviene appropriata nel momento in cui si vive in sintonia con il territorio e con gli elementi vitali che lo compongono. bene, Infatti, chiunque può essere bioregionalista indipendentemente dalla provenienza originaria,
se si riconosce nel territorio e nella comunità in cui vive. Questo ad esempio è il mio caso. Io in questo momento qui con Caterina stiamo a Treia, nelle Sì, Marche. sì. Prima per parecchi anni sono vissuto a Calcata, E nella lì Valle, ci siamo conosciuti. è lì che ci siamo conosciuti, e prima ancora sono vissuto a Roma e prima ancora sono vissuto a Verona, ma in ogni luogo in cui sono vissuto per diverso tempo, diversi anni, mi fondevo completamente con quel luogo, con la comunità che viveva, e adesso io posso dire, essendo a Treia, che questa è la mia regione, è la bioregione Certo, in cui vivo. Per certo. cui, indipendentemente che io sia nato a Roma o chissà dove, o magari che vengo dall'Africa anche, Sì, però il momento che mi integro con la comunità, con il territorio, con la comunità dei viventi e tutto ciò che esiste nel territorio in cui abito, automaticamente rispetto il criterio bioregionale. bello. L'approccio bioregionale comprende la visione dell'ecologia profonda e della spiritualità della natura, che io chiamo laica per Sì, evitare che si possa pensare che sia una sorta di paganesimo. certo. I tre aspetti sono inseparabili, e qui adesso ci sarebbe da dire anche qualcosa su questo tema. L'ecologia profonda è il riconoscimento della inscindibilità della vita, tutto è collegato, non si può togliere nulla. Esatto. Il bioregionalismo non è altro che la descrizione dei vari processi vitali e delle forme visibili della vita e della materia nella consapevolezza di tale inscindibilità. La spiritualità laica o naturale è l'intelligenza, coscienza che pervade la vita e il suo profumo. Tutta la vita è cosciente. È inutile dire che l'uomo solo è cosciente. Tutti Esatto. i Tutto, viventi. anche gli atomi sono coscienti. Esatto, perché anche nella materia cosiddetta inerte, la Mm. coscienza è in Esiste. procedimento di manifestazione. Eh sì, Tanto è è vero che proprio noi ci così. nutriamo di un cibo inerte e poi lo trasformiamo in Questo, coscienza. questo ce l'ha provato anche scientificamente la fisica quantistica, che tutto Esatto, è bravo. vivente, tutto è cosciente. Esatto, infatti questa triade è essenziale per poter integrare nella nostra vita, no, i tre aspetti: coscienza, consapevolezza, che quella è un altro ancora più profondo aspetto della coscienza, cioè la consapevolezza in qualche modo trascende anche la coscienza, perché la coscienza corrisponde alla capacità di percepire attraverso i sensi e di prenderne nota nella memoria, eccetera. Sì. La consapevolezza va persino oltre, è la matrice di tutto, quello che si chiama il vuoto nel buddismo. Ok, Cioè, sì. e quindi quando noi siamo consapevoli di questi tre aspetti e li viviamo integralmente, diventiamo un'espressione vivente della consapevolezza amorevole, gentile e solidale sulla terra, dell'attuazione nella visione dell'attuazione bioregionale dell'ecologia profonda e della presa di coscienza di sé. E questo è ciò che cerco di mettere in pratica giorno Bravo, per giorno, secondo bellissimo. le situazioni che mi si presentano davanti agli occhi. Quindi non è facendo delle pratiche strane Sì, sì, o sì. Ma nel cercando vivere nel chissà quotidiano. no, nella vita quotidiana, Sì, sì. sempre chiedendosi: è questa azione che io sto compiendo cosciente, consapevole del luogo in cui vivo e ecologica, cioè non porta danno all'ecosistema né agli altri? Se Mhm. posso rispondere sì a queste domande, sto praticando il bioregionalismo, l'ecologia profonda e anche la spiritualità, senza religione. Bellissimo, bellissimo. Ma scusa Paolo, allora quando hai sentito dentro di te il sorgere di questa coscienza, diciamo così perfetta e integrata in questi tre punti, parlaci un po' del tuo passato. Sì, certo, non è che la consapevolezza è una cosa automatica, avviene essendo già presente, però si manifesta
attraverso un excursus. E diciamo che dal punto di vista della consapevolezza e della spinta ad avventurarmi in questo percorso, se vogliamo credere nel destino, potrei dire di essere nato bioregionalista. E ti spiego il perché. Sì. Nacqui a Roma nel 1944. Adesso racconto alcuni aspetti della mia vita Sì. che mi hanno portato pian piano ad assumere questa consapevolezza. Sì. Allora, in un quartiere costruito al tempo dell'autarchia, cioè quando io sono nato c'era l'autarchia. Sì. Quel luogo non aveva l'aria di una normale area urbana, cittadina. Sembrava invece una sorta di insieme di ecovillaggi indipendenti. C'erano delle strade di accesso a questo, chiamiamolo quartiere, ma non era un vero e proprio quartiere, perché era tutto delimitato, e sulle quali si poteva circolare anche con mezzi meccanici e parcheggiare con le macchine, le motociclette, eccetera. Però non si poteva entrare in questi, diciamo, ambiti circoscritti. Questi Sì. ambiti circoscritti dove c'erano le abitazioni avevano una particolarità, cioè erano circondate da mura, tanto per cominciare, c'erano delle porte di accesso, era una struttura con abitazioni Sì. costruite non alte, cioè al massimo erano 3 piani, di mattoni e quindi di materiale naturale, e queste case erano circondate da giardini sia privati che pubblici, cioè stava all'interno di un ambiente completamente naturale, tutto in un Bello. contesto verde. Allora, c'erano anche alberi da frutto, molti alberi di alto fusto come pini, spazi adibiti a una piccola agricoltura familiare, cioè si poteva anche coltivare ognuno quello che voleva in questo grande giardino che circondava queste abitazioni. E poi c'era anche una buona presenza umana di mamme, padri, persone, anziani, bambini, molti bambini. Esisteva un'arena circolare al centro di questa, chiamiamolo così, ecovillaggio preistorico. Sì. Precursore, diciamo la parola. Allora c'era una grande arena circolare coperta di sabbia dove di tanto in tanto si tenevano piccoli spettacoli, musica, attività sportive e campo giochi per i bambini. Quindi era il luogo dove si sviluppava la cultura. La vita sociale. E questo era importante perché per noi bambini, per noi ragazzi, avevamo un luogo dove poter giocare tutti assieme e dove poter manifestare le nostre tendenze nelle varie forme. E quindi c'era una crescita che era solleticata dal stare insieme, non dall'isolarsi davanti a un computer oppure al telefonino, come succede purtroppo oggi a tutti i ragazzi. Allora questo è un esempio che forse andrebbe portato anche ai suoi primordi. Pensa che quando io ero bambino, ma ancora non neanche adolescente, ero proprio un bambino di 6-7 anni, quindi non in età, diciamo, pericolosa, ma noi fra maschi e femmine in questo ecovillaggio antico facevamo pure le zozzerie, cioè ci mettevamo le mani addosso. Bene, insomma, esploravate. C'era una scuola di sessualità che partiva da basso. C'era insomma da divertirsi e di imparare parecchio sulla vita. Ad un certo punto la mia famiglia si trasferì e andammo ai Castelli Romani, a Grottaferrata. Andammo ad abitare in una casa a 2 piani con un grande giardino
situata in prossimità della campagna. Praticamente era una specie di villa, c'erano solo 2 abitazioni. Lì approfondii le mie esperienze di vita bioregionale, alcune cattive, tra virgolette, come quella di andare a rubare le ciliegie sugli alberi dei vicini, ed altre buone, sempre tra virgolette, come ad esempio andare alla ricerca di pinoli, cardi, erba citosella e altre cose da mangiare cruda. Andavo in giro appunto per i prati e raccoglievo quello che la natura offriva, così, semplicemente. Anche lì non mancavano le battaglie tra monelli che facciamo con, diciamo, i diversi rioni di Grottaferrata, e avevamo un po' aumentata la foga guerriera, cioè lì a Roma facciamo le battaglie con le palle di sabbia come i ragazzi della Via Pala. Invece a Grottaferrata avevamo cominciato a fare battaglia con le fionde. Ecco. Insomma. Penso che il periodo delle fionde ce l'abbiamo avuto tutti, ce l'ho avuto anch'io. Sì. Beh, meno male. E comunque anche quello serviva perché ci aiutava a prendere la mira, ad essere consapevoli di non tirare proprio alle persone, ma di lanciare in un modo che potessero tenere le persone a bada. E quindi era una ginnastica anche quella. Allora, quello fu un periodo bioregionale che io lo definisco all'americana. Nel senso, sì, all'americana, perché praticamente aveva molti aspetti un po' violenti, no? Ma questo è nel raccontare il bioregionalismo, un bioregionalista americano che tra l'altro era un filosofo anche buddista, che si chiama Gary Snyder, non so se l'avete sentito nominare, è un poeta americano, che lui raccontava di quando andava nei parchi a caccia. Nel senso che ammazzava proprio gli animali, perché nei parchi negli Stati Uniti si può andare a caccia, anzi sono preposti ad andare a caccia. Beh, gli Stati Uniti sono un po' diversi da quelli che abbiamo, che hanno un po' una tendenza guerrafondaia. Poi con il passare degli anni e con le esperienze vissute nella selvaticità, perché feci un lungo viaggio in Africa, attraversando tutta l'Africa equatoriale a piedi o con mezzi di fortuna e in situazioni veramente anche direi drammatiche, e quello servì moltissimo perché così imparai a bere l'acqua di fango che stava nelle pozzanghere, imparai a mangiare qualsiasi cosa che mi veniva offerta perché quello c'era, persino le formiche e persino insomma cibi che sono un po' disgustosi per noi. E poi andai in India, dove continuai l'esperienza in una forma un po' più direi pacifista, anche perché lì ci fu il risveglio spirituale di quando incontrai il mio maestro, e quindi cominciai a maturare anche dal punto di vista spirituale, oltre che delle esperienze di vita. E poi l'esperimento più significativo, la messa in pratica, diciamo così, di quello che avevo cominciato ad apprendere, si manifestò a Calcata, allorché cercai di dare un indirizzo concreto al progetto bioregionale. In vari modi, anche strutturali, ad esempio partecipando alla fondazione della rete bioregionale italiana, che nacque proprio lì in provincia di Viterbo, ad Acquapendente, nel 1996. Facendo varie proposte politiche, avevo fatto, diciamo così, delle iniziative culturali, convegni in cui proponevo, assieme con altri amici chiaramente, la riorganizzazione in chiave bioregionale delle regioni, delle province, cioè dei luoghi, anche in funzione di mantenere la vivibilità dei luoghi, perché adesso, per tu anche che sei stata lì nelle zone di Roma, sai benissimo che è diventata una città invivibile e che a ridosso di tutto il territorio circostante
E a che serve questo ridosso? Serve per costruire ciminiere, inceneritori, discariche, tutti i servizi più schifosi, e questo è un sistema che porta alla distruzione del territorio. Esatto. E comunque su questo ci sarebbe necessario un approfondimento. Qui magari consiglierei Una volta lo faremo, se vuoi. Sì, Io direi di andare verso la conclusione. Sì, devo andare verso una conclusione. Allora, facendo queste varie proposte politiche, cercavo di qualificare l'identità territoriale e soprattutto integrando l'idea bioregionale con la pratica dell'ecologia profonda e della spiritualità laica. Sì. Chiaramente, quell'esperimento continua anche nei miei spostamenti, come ho accennato poc'anzi, come ad esempio nel mio trasferimento a Treia, qui con Caterina, dove continuo a promuovere e rappresentare nei limiti del mio possibile ogni utile apprendimento vissuto negli anni. Questo per me è il significato del bioregionalismo vissuto nel luogo in cui si vive. Ecco. Grazie Paolo. Fateci vedere i vostri visi, almeno per salutarvi. Eccola Caterina, Paolo, vieni un po' più in là. Bello sei, mamma che felicità di vedervi. Allora, come avete capito, cari amici, Paolo è un'istituzione. Ha una storia meravigliosa, ha incontrato una compagna fantastica con la quale sta continuando a portare avanti questo progetto. Parliamo anche che farete e avete fatto ogni anno la festa dei precursori a Treia a fine aprile, giusto? Il 25 aprile 25 aprile. faremo una festa in cui si festeggia, si celebra la nascita del circolo vegetariano che è stato aperto a Calcata nel 1984. Benissimo. E quindi ogni anno facciamo questa festa e il 25 aprile a Treia ci sarà una passeggiata erboristica con Maria Sonia Baldoni, che forse Sì. non so hai sentito nominare. Conosco benissimo Sonia. E che verrà a casa in un terreno, insomma, di una nostra amica, dove c'è un piccolo torrente anche e ci sono tantissime erbe, e lì lei spiegherà queste erbe raccolte. E poi dopo il pomeriggio faremo un sharing, si dice in inglese, insomma una condivisione tra i partecipanti in cui ognuno racconterà le proprie esperienze di vita, e coglierò l'occasione in quella sede di presentare un ultimo libro che sto scrivendo, che è quasi ultimato e che uscirà appunto per quell'occasione, che dà il titolo L'alimentazione bioregionale. E quindi fornisco dei consigli di come alimentarsi in chiave bioregionale. Grazie Paolo, veramente importante questa cosa perché tu hai scritto diversi libri. Allora troverete nel link in descrizione qui del video la mail di Paolo per richiedere i suoi libri, perché veramente, soprattutto per noi che stiamo lottando per avere una scuola diversa, un diverso approccio insegnante e genitore con i bambini, è importante poi rifornirsi, diciamo, degli strumenti adatti, e sicuramente l'esperienza di Paolo e Caterina sono un grande esempio per tutti noi. Grazie, ci rivedremo ancora cari amici, sicuramente dal vivo. Sì, se vieni il 25 aprile te li diamo noi i libri, perché ce l'abbiamo tutti qua, così li metti nella tua biblioteca. Perfetto, io conto, io già l'ho messo in calendario di venire da voi, quindi però anche gli amici che vorranno venire magari vi scriveranno una mail come arrivare, insomma sapere come, insomma, il programma eccetera. Esatto. E poi invece faremo sicuramente qualche altro incontro per approfondire questi importantissimi temi. Vi saluto, vi ringrazio. Grazie a tutti, ciao. Ciao. Buonanotte e buona serata a tutti, arrivederci. Ciao.